La nuova terapia intensiva pediatrica, che ha sede al padiglione Michelangelo dell'ospedale del Ponte, è pronta e inizia la sua attività accogliendo i bambini che hanno necessità di terapie rianimatorie o di monitoraggi intensivi. 2,5 milioni di euro è il costo del nuovo reparto, TIP per brevità, come ha sottolineato il DG Gianni Bonelli. Dispone di 6 posti letto attrezzati con le tecnologie più innovative del settore, 2 dei quali collocati anche all'interno di box dedicati e 1 per le donne e per i casi che necessitano di isolamento. Il primo piano del padiglione Michelangelo sarà così una parte essenziale del nuovo blocco operatorio e sarà anche uno dei punti fermi della ristrutturazione che a partire dalla fine del 2022 e fino al 2024 interesseranno l'ospedale del Ponte, quale hub pediatrica e di riferimento non solo per Varese e il Varesotto, ma anche per l'intera Lombardia.